frequento il corso triennale di ingegneria informatica. Studio online è boom di iscrizioni anche nell'alta formazione, perché oggi pure l'università immatricola studenti, ovvero e-learner 4.0, su piattaforme digitali. Uno studio su un segmento dell'offerta formativa mondiale ha rilevato che in 6 anni la formazione online ha raggiunto 80 milioni di utenti, con oltre 800 atenei in campo e 9.400 corsi a disposizione. Del resto, lo studente spesso ha bisogno anche di lavorare, le nuove tecnologie impongono aggiornamenti e la vita lavorativa si fa sempre più lunga, con obbligo di formazione continua. Dall'andamento generale non si discosta il Nord-Est. A Padova in questi giorni la prima sessione d'esame dopo la pausa estiva per l'Università Digital numero 1 al mondo, con 256 sedi. Nel Veneto di Ca' Foscari e Bo, l'Università Telematica Uni Nettuno si appoggia al polo tecnologico per il Nord-Est di Conservizi Veneto. Complessivamente comunque in Italia gli iscritti sono 15.000 ed è un numero assolutamente in crescita. Il Nord-Est sta facendo la sua parte, in meno di un anno già 200 iscritti con richieste quotidiane. Uni Nettuno offre appunto la possibilità di poter partecipare alle lezioni H24, 7 giorni su 7, quindi c'è questa flessibilità che ti permette di appunto lavorare. Abbiamo 6 facoltà e 29 corsi di studi che si dividono tra corsi di laurea triennali e magistrali e anche alcuni master di primo livello per ora. Stiamo per istituire anche un dottorato di ricerca nella facoltà di ingegneria. Conservizi Veneto è diventata polo tecnologico universitario di Uni Nettuno a seguito di un'esperienza già maturata alcuni anni fa in collaborazione con l'Università di Padova. Qui abbiamo già laureato 460 persone. Conservizi Veneto mette a disposizione dello studente che frequenta Uni Nettuno una segreteria, tutor dedicati all'orientamento, eventuale riconoscimento di crediti formativi. All'aspirante dottore non resta che studiare. Lo studente deve sgomberare la mente da tutta la burocrazia e arrivare a aprire il suo PC, connettersi, entrare nella piattaforma, studiare, venire qui a fare gli esami e laurearsi.